Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Giornata di roghi, paurosi incendi in una ditta della zona industriale di Catania, in fiamme rifiuti e materiali di scarto, il fumo visibile da molte zone della città. Per la CGIL è urgente controllare la qualità dell'aria. E a fuoco da ieri anche una discarica abusiva a Campo Rotondo e Teneo. Le fiamme hanno lambito diverse abitazioni, 60 le famiglie evacuate, alcune hanno passato la notte nella sala del Consiglio Comunale. Ci sono 7 indagati per la morte di Stefano Argentino, suicida in carcere dopo l'omicidio di Sara Campanella. Il giovane aveva più volte manifestato la volontà di togliersi la vita. Tra gli indagati la direttrice del carcere di Messina. Costerà non più di 7 euro attraversare il ponte, per la società Stretto di Messina sarà una delle tariffe più basse. Bollino nero sulle strade nel nuovo weekend di esodo estivo, torna il caldo ma nell'isola le temperature non saranno afose come nel resto del paese. Dobbiamo svegliarci, dobbiamo essere migliori, l'appello di Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per i territori occupati in Palestina, che ieri a Catania ha presentato il suo libro Quando il mondo dorme. Tutto esaurito per il grande calcio, con il Palermo che al Barbera affronterà l'amichevole del Manchester City, attesi oltre 34.000 spettatori. In Serie C il presidente Pelligra non sarà presente all'amichevole del Catania al Massimino, 7 partenze nel Trapani. Allora partiamo da questa giornata di roghi che hanno interessato Catania e la provincia. C'è stato un pauroso incendio in una ditta della zona industriale di Catania, in fiamme sono andati rifiuti e materiali di scarto, l'alta colonna di fumo nero era visibile da molte zone della città. Per noi c'è stata Adelaide Barbagallo. Emergenza fase 3, stato di allarme, evacuazione generale dello stabilimento. Un vasto incendio si è sviluppato alla zona industriale di Catania. Una densa colonna di fumo visibile in diverse zone della città si disperde nell'aria. Il cielo sopra Librino pian piano si è oscurato. Alte fiamme provengono da una ditta che si occupa di stoccaggio di rifiuti sulla Quinta Strada, già colpita da un altro grave incendio il 19 agosto del 2016. A bruciare materiale altamente infiammabile. Per spegnere il grande rogo sono accorse diverse squadre di vigili del fuoco provenienti dalla centrale di Catania, dal distaccamento cittadino Sud, da Paternò, Lingua Glossa, più numerose autobotti aggiuntive. Sul posto anche polizia, carabinieri, personale del corpo forestale del 118. Dalla tangenziale fino alla circonvallazione, perfino nei comuni limitrofi la colonna di fumo è visibile e crea allarme. Qui siamo nel vicino deposito dei mezzi AMT. Impressionante, la coltre nera sembra proprio a ridosso. L'attenzione è massima, si teme per i capannoni e le ditte vicine a quelle interessate dal vasto incendio, la cui natura è da accertare. Difficile domare le fiamme, il fumo che si alza alto nel cielo non consente di intervenire con mezzi aerei, tutti devono operare dal basso. Nessun problema al vicino aeroporto, il vento trasporta altrove il fumo, pare dirigersi verso la piana di Catania. È stata allertata anche l'ARPA per monitorare la qualità dell'aria, comprendere e monitorare eventuali danni ambientali. E la CGIL chiede un piano straordinario di sicurezza industriale per prevenire nuove emergenze e nell'immediato anche una verifica della qualità dell'aria. Secondo il segretario della CGIL di Catania, De Caudo, la preoccupazione è che possano essere state rilasciate sostanze tossiche come la diossina con rischi per la salute pubblica e per l'ambiente. E ancora in tema, circa 60 famiglie sono state evacuate a Campo Rotondo e Teneo, sempre in provincia di Catania, per un grosso incendio che brucia da ieri da una discarica abusiva. Orazio Longo. Brucia ancora Campo Rotondo e Teneo, vigili del fuoco sul posto per mantenere l'aria sotto controllo. Le fiamme partite da questo terreno già sequestrato per discarica abusiva hanno lambito le abitazioni. Il sindaco ha emesso un'ordinanza di evacuazione per 60 famiglie, alcuni hanno dormito nella sala consiliare del comune, altre si sono organizzate da parenti o amici. Noi stiamo rientrando a prendere delle cose e andiamo via. Abbiamo avuto molta paura, c'era il fuoco ormai da tutto il giorno. Poi la sera era diventato veramente irrespirabile l'aria, c'era molto fumo nero e quindi per una questione di sicurezza ovviamente hanno preferito fare evacuare. Noi, avendo 2 bambini, abbiamo preferito dormire da parenti. Abbiamo avuto la fortuna di appoggiarci lì, però c'erano molte persone anche al comune.
tantissimi copertoni bruciati, plastica, elettrodomestici. Questo è quello che rimane di una sedia completamente bruciata, una sedia in ferro, probabilmente in plastica. Come tutto il resto è andato bruciato qua e che sta continuando a bruciare, l'odore è ancora fortissimo. Aria che rimane irrespirabile. Adesso si cerca di capire come si è sviluppato il rogo. L'ordinanza la terrà in vigore sicuramente fino a domani mattina, in modo tale che tutti i fumi, speriamo, si siano stoppati. Una buona parte dell'area interessata dall'incendio è sottoposta a sequestro da parte delle autorità competenti da circa un anno. A chi competeva la liberazione dell'area? Certamente non al comune, senza un'autorizzazione di chi ha sottoposto sotto sequestro l'area non poteva intervenire. La conta dei danni? A caldo non le saprei dire, sicuramente mi ritengo fortunato che non ci sono stati danni su civili e su abitazioni. Intanto da una discarica bruciata altre crescono impunemente ai bordi delle strade. Ci sono 7 indagati per la morte di Stefano Argentino, suicida in carcere dopo l'omicidio della collega di università Sara Campanella. Tra gli indagati ci sono la direttrice e la vice direttrice del carcere di Messina, l'addetto ai servizi trattamentali dell'istituto di pena, l'equipe di psichiatre e psicologi che hanno avuto in cura Argentino, il ragazzo che aveva manifestato più volte l'intenzione di togliersi la vita. Orazio Longo. La Procura di Messina ha notificato 7 avvisi di garanzia in vista dell'autopsia sul corpo di Stefano Argentino. Il 12 agosto il PM conferirà l'incarico al consulente e gli indagati potranno nominare i tecnici che assisteranno agli esami autoptici e agli atti ripetibili. 7 quindi gli indagati per la morte del giovane reo confesso del femminicidio di Sara Campanella, che si è tolto la vita in carcere a Messina mercoledì. La Procura dello Stretto vuole accertare se ci siano responsabilità nell'atto di togliersi la vita manifestato più volte e per questo sottoposto ad un regime di sorveglianza particolare. Poi, 15 giorni prima del suicidio, era stato riammesso alla detenzione ordinaria, tanto che condivideva la cella con altri detenuti. Nelle pagine dell'informativa pubblicata dalla Gazzetta del Sud e consegnata nelle mani del procuratore capo Antonio D'Amato c'è tutto. Ci sono i momenti drammatici tra il colpo mortale inferto a Sara Campanella e la fuga, le fasi ricostruite dai carabinieri, le telefonate con la madre, con la consapevolezza di ciò che aveva appena fatto e di come lo aveva fatto, i messaggi WhatsApp, i fotogrammi con le videocamere di sorveglianza della zona, ma anche il percorso della Panda dei genitori da Noto a Messina e ritorno. Argentino in quelle ore controllava continuamente i siti di informazione per capire e per sapere. Quel colpo è fatale, l'ho preso in pieno in punto, scriveva alla madre. 3 chiamate da 18, 17 e 45 minuti. Con la morte di Argentino non ci sarà alcun processo, la famiglia di Sara non avrà alcun risarcimento, può solo far richiesta per ottenere un indennizzo previsto dal Fondo per le vittime dei reati internazionali violenti. Diversa la situazione per la famiglia di Stefano Argentino che, se dimostrato, potrà chiedere un risarcimento allo Stato per omessa vigilanza. Nel Palermitano è in corso la caccia al giovane sospettato di aver ucciso a coltellate un vicino di casa in una borgata di Prizzi. La vittima è Francesco Dino. Oggi sarà seguita l'autopsia. Secondo la sorella della vittima, l'aggressore ha colpito il fratello alle spalle e all'addome. È stata proprio lei a soccorrerlo, rintracciandolo ancora vivo. Poi è morto durante il volo in elisoccorso. Cambiamo argomento. Attraversare il ponte sullo Stretto dovrebbe costare tra i 4 e i 7 euro per tratta. Così la società Stretto di Messina mette fine alle polemiche degli ultimi giorni. Nel pomeriggio nuove contestazioni da parte dei comitati No Ponte. Francesco Triolo. Sui numeri c'è stato parecchio dibattito già dal giorno del via libera del CIPES e uno degli argomenti che interessa di più: quanto costerà attraversare il ponte sullo Stretto. A voler sgombrare i dubbi, allora ci ha pensato direttamente la Stretto di Messina, che ha voluto chiarire quali saranno le tariffe per l'attraversamento. Un'ipotesi al momento, perché non c'è stata alcuna definizione vera e propria, non ci può essere oggi. Comunque la società Stretto di Messina chiarisce che il pedaggio previsto per le autovetture sarà compreso tra circa 4 e 7 euro per tratta, con il valore più favorevole andata e ritorno in giornata. Si tratta, scrive la Stretto, di valori sensibilmente inferiori agli attuali costi di attraversamento dello Stretto di Messina, pur garantendo nel periodo di esercizio dell'opera l'integrale copertura dei costi operativi e di quelli per la manutenzione ordinaria e straordinaria.
La Stretto inoltre ha effettuato una comparazione con una selezione di grandi infrastrutture estere a pedaggio, tra cui il ponte Øresund che tra Copenaghen e Malmö collega Danimarca e Svezia, il Monte Bianco, il Golden Gate Bridge negli Stati Uniti e il tunnel della Manica tra Francia e Regno Unito. Si evidenzia così come il ponte sullo Stretto di Messina, pur rappresentando un'opera di eccezionale complessità ingegneristica, presenti la tariffa di attraversamento più bassa. Il confronto diretto tra i costi per chilometro per autoveicoli, spiega ancora la società, non è metodologicamente corretto per opere puntuali come ponti e tunnel, i cui pedaggi riflettono non la distanza percorsa, ma la complessità tecnica, i costi di costruzione ed esercizio ed il contesto infrastrutturale, nonché i benefici per gli utenti. Weekend di nuovo esodo estivo, anche oggi bollino nero sulle principali strade e autostrade, mentre crescono le temperature, anche se in Sicilia non come nel resto del paese. Emanuela Corsi. Un altro weekend da bollino nero sulle autostrade siciliane. Il secondo fine settimana di agosto segna il picco dell'esodo estivo anche in Sicilia, tra le mete preferite di quest'estate. In vista della settimana di Ferragosto, ANAS ha sospeso oltre l'83% dei cantieri attivi lungo tutto lo stivale per evitare disagi e incolonnamenti per gli oltre 12 milioni di veicoli in movimento. La mattinata più critica è quella di oggi, con il picco di spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare e montagna. Sulle autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazzara le maggiori criticità. Domani previsto bollino rosso, soprattutto nel pomeriggio e nella serata, quando si concentreranno i rientri di chi ha scelto il weekend breve o una giornata al mare. Per quanto riguarda le temperature, l'anticiclone africano Caronte si farà sentire anche in Sicilia, ma non troppo. La colonnina di mercurio farà registrare tra i 30 e i 35 gradi nelle principali città siciliane fino a Ferragosto, mentre le minime scenderanno anche sotto i 20 gradi. Dimenticate quindi il caldo estremo e le notti tropicali di luglio. Questi giorni di agosto regaleranno temperature più gradevoli per i residenti e i tanti vacanzieri che affollano le località turistiche dell'isola. Ancora carenze e irregolarità che sono state riscontrate dalla polizia in uno stabilimento balneare con annesso ristorante e in un ristorante di San Giovanni Licuti, la spiaggetta nera di Catania. Per il titolare del lido sono scattate diverse multe, fra l'altro non aveva la licenza per la somministrazione di alcolici, applicata anche una multa da 10.000 euro perché non erano indicati gli allergeni nel menù, sequestrati e distrutti 70 kg di alimenti privi di tracciabilità e 10 kg di mollusco giudicati non idonei al consumo. Spedizione punitiva contro un addetto alle cucine di un ristorante di Campobello di Mazara. In 5 sono introdotti nel locale prendendo l'ammazzata e seminando il panico tra i clienti che sono fuggiti. Per l'uomo una prognosi di 10 giorni. Andiamo adesso al cimitero di Mazzarino, dove dopo il nostro servizio è diventato il centro di un duro scontro politico. Gerry Italia. A Mazzarino la quiete del cimitero comunale sembra ormai un lontano ricordo. Quella che una settimana fa sembrava un'anomalia isolata si è trasformata in un vero e proprio caso politico con possibili sviluppi giudiziari. Dopo il nostro primo servizio le segnalazioni dei cittadini si sono moltiplicate. L'ultima arriva da una donna che, recandosi alla tomba dei nonni, ha trovato una sepoltura improvvisata, l'ennesima, una lastra di lamiera appoggiata a coprire il terreno, una scena che ha richiesto anche l'intervento dei carabinieri. Sul tavolo del sindaco Domenico Faraci intanto è pronta un'ordinanza per chiudere e bonificare l'ossario comunale, che i residenti chiamano ormai discarica e che le nostre telecamere hanno documentato in condizioni precarie. Ma è proprio sull'ossario che esplode la polemica. L'opposizione denuncia una gestione a doppio binario, aperto per un'estumulazione autorizzata dal sindaco pochi mesi fa, ma off limits quando i consiglieri chiedono di entrare per un'ispezione. Motivi ufficiali, problemi igienico-sanitari e criticità strutturali. I consiglieri, che stanno preparando una commissione d'indagine, accusano anche l'assenza della giunta all'ultimo consiglio comunale, convocato proprio per discutere il caso. Un'assenza giustificata, sostengono, da impegni legati a un concerto dei Mattia Bazar. Questa non è un'amministrazione, è una recita a danno dei cittadini, accusano i consiglieri, annunciando di voler portare il caso in prefettura e davanti agli organi di controllo. Nel frattempo, tra tombe improvvisate, ossari fatiscenti e aule consiliari vuote, la vicenda del cimitero di Mazzarino continua a scavare, non solo nella terra, ma nelle crepe della politica locale.
Da oggi Pantelleria ha una nuova mini ambulanza full electric, altre 3 sono state consegnate nei giorni scorsi nelle altre isole di Levanzo, Marettimo e Favignana. Le mini ambulanze sono dotate di barelle e di tutte le attrezzature per garantire trasferimenti in sicurezza anche per pazienti critici e sono mezzi che potranno muoversi agevolmente tra le strette stradine delle isole minori. Ricorderete che qualche giorno fa un giornalista che si era rotto il femore a Lipari era stato trasportato alla pista dell'elisoccorso a bordo di una moto ape. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. A Siracusa, poliziotti in bicicletta, un modo, ci dice il questore, per stare più vicini alla gente. Francesco Aloi. In sella alla bici per arrivare ovunque, persino nelle stradine più strette. A Siracusa la Polizia di Stato si sposta anche così, per un controllo del territorio sempre più mirato. Questo servizio andrà a integrare il servizio di controllo del territorio già esistente. Abbiamo delle auto elettriche che già operano da tempo, abbiamo la polizia piedata e quindi per noi insomma questo è un momento importante. Sono 2 le bici a pedalata assistite impiegate per fare pattuglia, non solo a Ortigia. Già apprezzate durante il G7 Agricoltura dello scorso anno, adesso è possibile rivederle in giro, tra la gente. E quindi abbiamo voluto far sì che questo sistema di controllo del territorio fosse quotidiano nella città di Siracusa, in particolare Ortigia. Bike 1 e Bike 2 sono state donate da Confcommercio Siracusa e Rotary Club Siracusa Ortigia. Questo progetto ci ha consentito di donare 2 biciclette con pedalata assistita per portare la legalità in modo ecologico, rapido e far sentire le persone protette e con le forze dell'ordine vicine. È importante che la presenza dello Stato e della Polizia venga avvertita anche nei periodi estivi, ma anche durante tutto l'anno, perché i negozianti si sentono molto più tutelati. Ma esserci sempre per la Polizia non è soltanto un claim, è la realtà. Perché più divise si vedono in giro, più è la sicurezza percepita, che è diversa da quella reale. Dobbiamo svegliarci, dobbiamo essere migliori. L'appello di Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per i territori occupati in Palestina, che ieri a Catania ha presentato il suo libro Quando il mondo dorme. Lo spirito di un luogo è fatto dalle persone che lo abitano e questo vale in modo particolare per la Palestina. Quando il mondo dorme, il libro di Francesca Albanese, la relatrice speciale ONU sui territori occupati, una delle poche voci di denuncia di quello che sta accadendo, è un atto d'accusa all'indifferenza del mondo. Un viaggio scandito da 10 storie che ci aiutano a comprendere storia, presente e se ci sarà un futuro della Palestina. Per me è un popolo estremamente resistente, è un popolo che resiste attraverso l'educazione, il cibo, che resiste attraverso l'ospitalità e resiste alla cancellazione. Ecco, tanti popoli anche in queste terre, tanti popoli autoctoni sono stati un po' spazzati via nel corso della storia. I palestinesi resistono e secondo me nella loro resistenza c'è un messaggio proprio catartico anche per noi contemporanei, che non possiamo essere gli stessi passivi, anestetizzati di un secolo fa o di quelli che oggi sanno che cosa abbiamo fatto nel resto del mondo attraverso 500 anni di colonizzazione. Dobbiamo svegliarci, possiamo essere migliori. Amata e anche molto odiata, l'albanese sta ricevendo la cittadinanza onoraria da vari comuni, l'ultimo dalla città di Bari. È un modo per esprimere solidarietà al popolo palestinese, ma vorrei, aggiunge, che non fosse solo un gesto simbolico. Occorre agire. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva perché stasera c'è il grande calcio a Palermo che incontra in un amichevole il Manchester City. A tra poco. Appuntamento con il grande calcio stasera con il Palermo che al Barbera affronterà in amichevole il Manchester City, tutto esaurito, attesi oltre 34.000 spettatori. Marco Gullà.
Ci siamo, per il Palermo è arrivato il grande giorno. Stasera al Barbera l'amichevole contro il Manchester City, smoking rosanero, oltre 34.000 spettatori per un grande evento che richiamerà non solo i tifosi del Palermo, ma anche tantissimi appassionati che raggiungeranno il capoluogo siciliano da altre città. Occhi sui campioni del City, da Holland a Bernardo Silva, e poi la prima uscita in casa del nuovo Palermo di Pippo Inzaghi. Siamo molto onorati che il Manchester City sia qui a giocare nella nostra città. Penso che sia una partita di grande significato, emozione, di prestigio per la città di Palermo, che si merita, e noi speriamo di far bella figura. Chiaro che giochiamo contro dei marziani, ma io mi auguro che i miei giocatori facciano intravedere quello che mi hanno dato in questi giorni. Inzaghi si affiderà a Brunori e poi Giampaolo. Nel City ci sono tanti big, quasi tutti. Gli unici assenti sono Grealish, che comunque è in uscita, Foden, Rodi, Kovacic, Guardiol, Ortega e Phillips. In caso di parità, calci di rigore per assegnare l'Anglo Palermitan Trophy. Fischio d'inizio alle ore 21. Il presidente Pellegrini invece non sarà presente per impegni professionali all'amichevole del Catania al Massimino. Per Aloi si attende l'ufficialità. Bocic ceduto in prestito al Picerno, 7 partenze nel Trapani. Ci dice tutto Sergio Colosi. In una nota il presidente Ross Pellegrini ha comunicato che, contrariamente a quanto previsto, non potrà essere presente all'amichevole del Catania domenica sera al Massimino contro il Valletta Football Club per improvvisi e urgenti impegni professionali in Australia. Il numero 1 del club rossazzurro ha dichiarato di essere sempre aggiornato sul lavoro svolto dai dirigenti nel potenziamento della rosa, anticipando che arriverà a Catania nelle prossime settimane. Sul mercato per Salvatore Aloi, non convocato dalla Ternana per la Coppa Italia, manca soltanto l'ufficialità. Si avvicina anche il trequartista Michele D'Ausilio. Previsti 2 colpi in attacco. Uno potrebbe essere Simone Leonardi di Scuola Sampdoria l'anno scorso a Rimini, a cui si aggiungerà una prima punta da doppia cifra. Dopo la rescissione dell'ex tecnico Lucarelli, Bocic ceduto a titolo temporaneo al Picerno, De Rose vicino al ritorno a Cosenza. Peralta ed Andrea tra i partenti più richiesti. Cura dimagrante in atto a Trapani, dove alle rescissioni di Celiento, Valietti e Sartore e alle cessioni di Carraro al Gubbio e Udò alla Propatria si sono aggiunti i trasferimenti di Zac Ruggero al Cerignola e Daca al Vora. Nel ritiro di Valderice, seconda seduta aperta ai tifosi. Si è concluso 5-0 per il Siracusa, il primo allenamento congiunto stagionale al De Simone contro il Priolo, formazione di promozione. Marcature di Guadagni, Job, Damian, Ba e un'autorete. Prossimo impegno oggi a Canicattini Bagni contro il Melilli, squadra di eccellenza siciliana. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro un buon fine settimana.